ritorna il dottore Campo qui alla guida dell'Ente Parco. Ecco, ci vuole spiegare le motivazioni per cui lei oggi ritorna qui all'Ente Parco? No, le motivazioni sono semplici. Era stato fatto un decreto di nomina del Consiglio del Parco. Questo decreto era basato sulla previsione di una norma che prevedeva la riduzione a non più di 3 componenti di ogni singolo consiglio di amministrazione, di ogni singolo ente controllato e vigilato dalla Regione. E quindi fu fatto questo decreto. Qualcuno pensò, come il sindaco di Agrigento, che non poteva applicarsi questa norma e fu annullato questo decreto. Adesso, con una più attenta valutazione, l'assessorato si è reso conto che in effetti va applicato questo articolo che prevede la riduzione a 5 e quindi non poteva essere annullato quel decreto, quindi hanno riannullato e hanno risistemato il vecchio Consiglio del Parco che era già stato nominato. Naturalmente un consiglio è un organismo democratico e quindi dà una maggiore garanzia di amministrazione al parco rispetto a un commissario che seppur è necessario quando non vi è l'organo insediato. Lei ha lasciato la Perla tutto pronto per l'organizzazione del Festival di Primavera, poi ha dovuto, per via di questa sentenza, cedere tutto e ora ritorna e si è perso un po' l'evento clou più importante per cui aveva lavorato. Nonostante questo ci sono sempre tante polemiche. Quale sarà la sua attività? Se è un'attività di controllo, un'attività ispettiva, cosa? Sì, no, ho sentito di queste polemiche. Io ho lasciato, noi già avevamo messo in piedi l'organizzazione era stata messa in piedi addirittura dall'anno scorso su questa tipologia di evento, su questa tipologia di manifestazione nuova con il coinvolgimento dei patrimoni immateriali UNESCO. Sì, le polemiche ci sono state, sono arrivate anche sino a Palermo, ma mi riservo di parlare con il direttore. Proprio oggi è il primo giorno in cui vengo da Agrigento, mi riservo di parlare col direttore per capire cosa è successo, come è successo, guardare un po' gli atti e vedere un po' dagli atti se queste polemiche sono fondate oppure non sono completamente neanche da tenere in considerazione. Devo dire però una cosa che mi rammarica è che il fatto che da un osservatorio privilegiato quale in questo momento io sto, che è l'assessorato al turismo, poco si è fatto rispetto alla promozione turistica di questo evento. Molto si è fatto e ne diamo atto al parco, agli organismi del parco, per la promozione culturale dell'evento, ma dal punto di vista turistico no. In effetti sembra stranissimo come il Mandorlo in Fiore, che è una forse delle più importanti eventi della regione siciliana, forse al pari del Carnevale di Acireale o forse ancora di più, non vi sia nella programmazione turistica regionale, mentre vi siano degli altri interventi minori, e questo perché probabilmente con una programmazione attenta, quale era quella di quest'anno, che è partita già quest'estate, bisognava fare in modo che poteva essere inserita nell'ambito della programmazione turistica e quindi veicolare in tutte le fiere turistiche che si fanno in Europa.